Emergenza sanitaria, protestano i pensionati, manifestazione a Mestre contro la regione Veneto, non ce la facciamo più. Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. 500, tutti pensionati, si sono dati appuntamento questa mattina al Teatro Toniolo di Mestre. La loro protesta contro i tagli prospettati dalla Regione, 126 milioni di euro che colpiscono soprattutto i servizi di assistenza domiciliare. 200.000 le famiglie con un invalido o un disabile a carico, tagli approvati e solo in un secondo momento sospesi da parte della Regione Veneto. Ma vediamo. Se venissero confermati questi tagli, effettivamente ci troveremmo più soli di fronte a una realtà che è già difficile. Non ci sono i soldi già nelle famiglie, sarebbero costretti ogni qualvolta che queste persone hanno bisogno di assistenza a portarli al pronto soccorso. Il Teatro Toniolo quasi non riesce a contenerli tutti. Sono oltre 500. Sono i pensionati veneti accorsi a Mestre per protestare, per dire no ai tagli regionali. Una manifestazione in difesa del welfare, dei fondi che fino ad oggi la Regione Veneto ha stanziato nei confronti di anziani, disabili e non autosufficienti. 126 milioni che una delibera regionale dello scorso dicembre decideva di tagliare. Provvedimento bloccato dopo la protesta immediata dei pensionati. Noi non siamo disponibili ad accettare supinamente questa cosa senza confronto. Se questi soldi non venissero confermati, spiegano i sindacati, da un giorno all'altro le famiglie, già in difficoltà per colpa della crisi, si troverebbero a dover gestire situazioni per le quali non sono attrezzate. Le famiglie, come sempre, dovrebbero farsi carico della gestione di badanti, di attività curative che il pensionato non sarebbe più in grado da solo di fare. D'altro canto, sul fronte sanitario, le strutture pubbliche già al limite della capienza potrebbero venire ulteriormente prese d'assalto. Per questo i pensionati riuniti sotto tutte le sigle sindacali si sono trovati a Mestre, un modo anche per sollecitare la Regione ad emanare i decreti attuativi della legge 30 del 2009, unica legge in Italia sulla non autosufficienza ma mai applicata. Ne beneficerebbero 130.000 anziani e 70.000 disabili.